Siamo a Chioggia, in provincia di Venezia, per festeggiare un compleanno importante, 1972-2022, i 50 anni del mercato ortofrutticolo di Brondolo, una delle realtà più importanti per il settore dell'ortofrutta locale e regionale. Andiamo a sentire dalle parole dei protagonisti intervenuti a questo evento celebrativo la storia del mercato di Brondolo. È una bella storia fatta dai nostri padri, è doveroso continuarla. Questo mercato ha segnato la storia dell'orticoltura di Chioggia, ma anche dell'orticoltura a livello nazionale. Siamo ancora il mercato, nonostante tutto, che fa il prezzo a livello nazionale del radicchio. Quindi credo che questa peculiarità esclusivamente nostra possa trovare spazio all'interno di questa struttura e anche svilupparla. Là ci sono dei progettini che noi abbiamo presentato e attraverso quei progetti spero che ci sia questo sviluppo che nel convegno è stato, come dire, più volte sostenuto. Noi vogliamo che ci sia lo sviluppo di questi benedetti 8 ettari che sono stati acquistati con grande fatica dalle nostre amministrazioni, e le nostre amministrazioni devono creare le premesse di uno sviluppo ulteriore. È cambiato il mondo, come abbiamo detto, è cambiato proprio la società, è cambiato l'essere operatori, sia produttori che commercianti. È veramente cambiato tutto e quindi oggi dobbiamo comprendere cosa stiamo vivendo e cosa stiamo facendo. Poi l'accelerazione che c'è stata negli ultimi 2 anni tra pandemia, guerre, costi di produzione aumentati, costi energetici, inflazione, un ridotto consumo dei generi alimentari sta creando una situazione. Abbiamo visto che ci sono leggi che governano i mercati datate, 50 anni, 70 anni, più vecchi del nostro mercato stesso. Quindi bisogna intervenire e le parole che ho sentito questa sera mi danno coraggio che questo cambiamento la politica lo vuole fare. Che cosa ha significato per la realtà di Chioggia il mercato ortofrutticolo di Brondolo? Ma è alla stregua della Romea che è nata in quegli anni, a metà degli anni 60, dello spostamento dell'ospedale dal centro storico all'attuale situazione, il lungomare, ha cambiato radicalmente la vita di Chioggia, lo sviluppo del turismo, però la nostra realtà è una realtà resiliente, forte. È cambiato il modo di produrre e anche di utilizzare il mercato. Bisogna specializzarsi, io credo nella specializzazione, il radicchio è la nostra specializzazione. Non possiamo cambiare continuamente il prodotto. Una volta avevamo le carote, poi ci siamo buttate sulle patate. Cosa dovremmo inventare? Invece dobbiamo solo fare accordi di programma con i territori vicini, con i mercati vicini. Quindi Ilusia, che è un altro mercato della produzione, creiamo i presupposti di questa rete, ecco, tra un accordo di programma. La stessa cosa si può fare con i grossi centri agroalimentari di Padova, di Verona. 50 di questi anni che segnano il futuro. Dobbiamo continuare. Il mercato ha la sua storia a Chioggia e dobbiamo noi, queste generazioni, dare continuità al lavoro dei nostri vecchi. Riguarda lo sbarramento, è un progetto che ha 20 anni, è rimasto bloccato per troppo tempo e sembra che questa volta, anche sentendo le comunicazioni che ha dato il sindaco a questo incontro, il sindaco di Chioggia, sembra che la cosa si stia muovendo. E noi ci abbiamo sempre creduto, ci abbiamo messo tutte le nostre forze e abbiamo già inserito nel Acqua Bene Comune, che è un progetto ministeriale, abbiamo già inserito la richiesta dei
fondi per completare quest'opera. Vedremo poi che punteggio prenderemo, ma penso sia un'opera veramente importante, perché impedire la risalita del cuneo salino vuol dire tenere l'ambiente in armonia, tenere l'ambiente vivo. Con il sale non vive assolutamente niente. 50 anni di mercato orticolo di Chioggia sono un traguardo importantissimo ovviamente per la nostra città, che ha come settore anche trainante dell'economia ovviamente il mondo dell'agricoltura. Ecco, quindi un traguardo importantissimo per noi e dobbiamo continuare su questa strada e migliorarci sempre di più. Il futuro di Brondolo, diciamo, di questo mercato orticolo, noi lo abbiamo messo anche nel programma. Vogliamo creare un polo agroalimentare che sia proprio un centro di smistamento non solo di prodotti orticoli ma anche di prodotti caseari, quindi un polo agroalimentare veramente d'eccellenza. Non possiamo pensare solo alla stagione estiva, anche se è ovviamente la più importante per noi, ma dobbiamo chiaramente pensare a una città che può essere vissuta 365 giorni all'anno. Sì, intanto sono contento e ringrazio la città di Chioggia, il sindaco, il direttore Giuseppe Boscalopalo per avermi chiamato qui. Siamo vicini, siamo cugini. Chioggia è un importante mercato alla produzione, noi siamo un importante mercato di redistribuzione, di esportazione, e diciamo che i mercati, come è venuto fuori oggi, devono cominciare a capire di cambiare un po' pelle per sopravvivere nel futuro, che sarà molto molto problematico. Pensiamo solo che gli alti costi di energia, che prima incidevano in un'azienda grossista allo 0,5% dei costi, siamo arrivati al 2%. 2% sembra poco, ma vuol dire mangiarsi la marginalità. Quindi a maggior ragione in un futuro dove dovremo sostenere costi che sono imprevedibili, perché non si riesce più a sapere quanto costa la propria azienda con queste altalene di costi energetici, parlo solo del gas, dell'energia elettrica. A fare aggregazione e lavorare unitariamente in un'ottica di rete anche di imprese è fondamentale, perché se no non si riesce a sostenere la concorrenza e a sostenere il mercato. Senz'altro Chioggia parla da sé per la sua tradizione storica, non solo negli orticoli ma anche nel pesce, nell'ittico. Noi abbiamo chiesto la loro collaborazione, la collaborazione del direttore, del sindaco, per accompagnarci nell'evento di promozione ittico che verrà mercato sviluppato nell'ambito del progetto Food Hub, e ci hanno accompagnato volentieri. Per noi è stato un motivo di orgoglio. È nata quindi una collaborazione molto importante che speriamo in futuro possa anche svilupparsi ulteriormente con le produzioni orticole, che sono da sempre eccellenza del territorio, con l'IGP, tra l'altro tanto di cappello a queste produzioni, e che sono presenti in massa anche sul mercato di Verona. Come sono destinati ad evolvere i mercati all'ingrosso in Italia, direttore? È un processo che con il nuovo PNR, col PNRR, con le nuove risorse che saranno a disposizione, ognuno di noi cercherà di intercettare mezzi finanziari per ammodernare le strutture dal punto di vista logistico, e insieme alla logistica tanta transizione digitale. Importante, perché la logistica di magazzino digitalizzata è il futuro. Uno sguardo in futuro anche all'e-commerce, perché no, anche se è ancora presto a parlarne, e poi sempre transizione verde e transizione ecologica, con tanta emissione di energia rinnovabile, in particolare fotovoltaico.